Buonasera a tutti ragazzi, secondo un nuovo studio il cambiamento climatico sta spostando l'asse di rotazione della Terra e quindi automaticamente anche le placche tettoniche sono costantemente in movimento a causa di ciò. In effetti evento perché in effetti migliaia e migliaia di quintali di ghiaccio si è sciolto e quindi quest'acqua si è riversata in tutto il globo e automaticamente ha fatto oscillare un po' la Terra. Diciamo che il globo terrestre, ragazzi, sta su un asse immaginario, quindi immaginate una linea inclinata che mantiene, fa girare la rotazione terrestre. Però se al polo l'acqua si scioglie e incomincia a defluire su altri lati, automaticamente l'asse terrestre, ragazzi, si inclina di più. E quindi questo è il famoso oscillamento, che fa fare questi spostamenti e potrebbe essere anche la causa di tutti questi terremoti e di tutte queste eruzioni. In effetti può essere il cambiamento climatico che ha fatto sciogliere quintali e quintali di ghiaccio che poi si sono riversati in tutto il pianeta e quindi giustamente fa peso da un altro lato. Quindi giustamente prima era concentrata tutto al polo, adesso tutti quei quintali sono disposti in forma omogenea in tutto il pianeta, quindi automaticamente il pianeta si è inclinato ancora un po' di più perché l'acqua adesso sta più giù, quindi quello che stava su è andato giù e quindi automaticamente l'asse terrestre, che poi è immaginario ragazzi, non è che ci sta veramente l'asse, si è inclinato molto di più e questo qui ha contribuito a far muovere le placche tettoniche. Quindi più ghiaccio si scioglie, più acqua si distribuisce in tutto il globo e la terra oscilla. Va bene, vivere, sì, sì, poi lo farò. Quindi diciamo che questo è il cosiddetto movimento polare o spostamento. Ciao Patti, buonasera. In effetti la rotazione andava alla deriva di circa 10 cm l'anno. In effetti lo scioglimento dei ghiacciai lo sta facendo spostare. Ciao Patti. Quindi automaticamente l'ha spostato di 10 cm annuali e quindi giustamente poi le placche tettoniche si muovono e si hanno i famosi terremoti. Poi al di fuori di questo il nucleo interno della Terra, che è tutto liquido, si muove lo stesso insieme a questa rotazione inclinazione e quindi il magma un po' a destra un po' a sinistra e i vulcani eruttano. Quindi anche questa è una delle tante teorie che gli scienziati hanno detto. Quindi tutto forse dipenderebbe dal cambiamento climatico che influenza sia i terremoti sia le eruzioni, perché l'acqua, il ghiaccio si è sciolto e quindi è andato su tutto il globo, quindi quintali e quintali adesso stanno sotto, quindi giustamente la terra si è spostata un pochino, giustamente i quintali di acqua sono andati sotto e quindi automaticamente l'asse immaginario si è spostato ancora sulla sinistra. Quindi più acqua si scioglie e più la inclina. Poi inclinandosi e poi mettendo un'altra volta il ghiaccio, allora è come fare un sali e scendi e il nucleo della terra si muove dentro e questo qua è tutto liquido, è magma, è roccioso, è allo suo stato liquido. Potrebbe influenzare il magma dei tanti vulcani che poi stanno in tutto il mondo, facendo fare delle famose eruzioni che noi conosciamo. Quindi forse, secondo questo studio della NASA, sia eruzioni che terremoti possono dipendere dai cambiamenti climatici. Di certo non è uno studio, confermato al 100%, sono solo, come sempre, teorie, ragazzi. Però la perdita di ghiaccio è una delle cause dell'alterazione della rotazione planetaria e dei movimenti convettivi del mantello terrestre. Cioè, in effetti, è uno dei grandi motivi, in effetti, quindi loro definiscono il cambiamento climatico
proprio come un effetto che può portare a questa cosa, sia terremoti che eruzioni vulcaniche. Quindi stanno ancora studiando naturalmente, però la teoria sembrerebbe quasi accettata da quasi tutti gli scienziati, quindi sembrano essere d'accordo. L'ho letto su un sito scientifico americano della NASA. Devo andare sulla NASA, proprio il canale ufficiale della NASA, EARTH, e cercare vulcani. Poi ci sta proprio un articolo, eh, Change Climatic, e clicchi sopra e poi ti fa la traduzione. Climatic Change, cambiamento climatico. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, quindi sempre novità su novità, e ci sentiamo più tardi con qualche altro video, qualche altra novità. Ciao a tutti.